Signore Presidente, già saluta il lavoro di servizi che Guasu di consigliere per il rapporto che veramente ci va assai piacere, ci piace assai per parecchi punti. Già c'è a salvezza di suo patrimonio, ma di no una forma di, si spera, che è una forma di riacquisto 2.0 perché bon, l'importanza di musica e una produzione culturale corsa, abbiamo una letteratura abbastanza forte, abbiamo tutte le arti sono rappresentate, ma di vera che la musica corsa è assai riconosciuta e anche allo straniero, in tutti i paesi amici. C'è dunque questa fare di mantenere il patrimonio e sviluppare di noi la creazione, perché il riacquisto di è di noi, non è mica solo per una volta da consento con Jean-Martin Mondoloni, non è mica tutti i giorni, ma di è vero che non è mica a unità di fare una museificazione, perché il riacquisto di noi identifica, definisce un'epoca di particolarità, da formare un quadro per la creazione di noi di materia nuova, che mantiene l'originalità di ciò che noi siamo e dunque l'originalità corsa. E permette di noi di riconoscere a livello istituzionale ciò che è già una realtà, è stata detta di una riconoscenza dal pubblico che è già fatta. Ensuite, il y a aussi l'aspect linguistique. Parce que c'est souvent à travers la musique que beaucoup se lancent dans l'apprentissage de la langue, qui leur permet de faire le premier pas, de parler aussi, et certains qui recommencent à parler. Et là, je parle d'une expérience personnelle. On est nombreux dans ce cas-là à sortir d'écoles bilingues, à avoir la langue corse à la maison, mais c'est une réalité entre 10, 12 ans et 15 ans, 16 ans, on parle français parce que, même entre nous, parce que le français c'est la langue de la télé, c'est la langue des jeux vidéo. Et aux alentours de 15, 16 ans, on s'intéresse à la musique et avec tout le patrimoine culturel qu'on a, on s'aperçoit qu'en fait chez nous c'est foisonnant, on commence à chanter un peu avec les amis et on se réintéresse comme ça à la langue, à la culture et on revient. Alors les bases on les a, on n'a jamais perdu la capacité de parler, mais on se remet à parler et à parler entre nous. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir au niveau des cases et dialingues, si vous avez l'occasion d'y aller, vous avez les cours de langue et les cours les plus remplis, encore plus que les cours de langue, sont les cours de musique et particulièrement de chant. Les groupes du Riacquisto, donc, et ceux qui ont suivi, tous ceux qui sont et ceux qui continuent à produire encore actuellement, ont eu cette importance-là. Je me rappelle d'une exposition temporaire qu'il y avait eu au musée de la Corse, qui parlait justement de musique il y a quelques années, et qui avait fait un petit graphique qui montrait la différence entre ce qu'écoutaient les jeunes en France et ce qu'écoutaient les jeunes en Corse. Et on s'apercevait qu'en fait, malgré tout en Corse, il y avait quelque chose qui supplantait, entre autres le rap, même si je suis un très grand fan de rap, et qui écoutait aussi de la musique, beaucoup plus de la musique corse, et c'était quand même assez intéressant de voir ça, ça supplantait cette musique-là. Dopo c'è un altro aspetto di l'impiego per rapportare i giovani corsi, che permette con il suo diploma di avere veramente una formazione che permette un impiego di giovani corsi in Corsica, di mestieri in due la gente domanda, l'ha detto anche la consigliera, ci troviamo in una situazione che mancano i professori per aprire formazione. Infine, piccolo punto, bene ubidate, c'è da fare di formazione che si apre in corti. Pas que je sois très chauvin quand il s'agit de la capitale, ma quantunque è vero che ci va già sei piacere di vedere. L'università è sempre stata un motore culturale di agità di corti e ma che oggi si vede quantunque, dopo un'epoca di tempi, una volontà politica che la sia da collettività, ma di noi di Ameria e Corti, di crescere questa dinamica culturale. E per esempio in giro a Città della 21,
portare a caserna Paduma, di no la fare di un conservatorio di musica in corti, dunque fa già sei piacere di vedere. Infine, per compiere, e ne rivengono l'attualità assai triste che noi conosciamo troppo spesso in Corsica, ma rimetto un discorso di una giovane militante durante la campagna 2021 e senza arrivare esattamente a ciò che lei dice, bisogneria semplicemente che la musica permette e la cultura in generale permette di andare contro a certe situazioni, perché quando avete una chitarra in mano è assai più difficile perché manca la piazza per tenere una pistola. Ecco.